Il nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste ha distrutto definitivamente 2.149 panetti di cocaina, parte delle 4,3 tonnellate di stupefacente sequestrato tra il 2021 e il 2022 durante l'operazione Geppo 2021, che aveva portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 38 persone in Italia, Colombia e vari paesi europei, oltre che al sequestro di circa 2 milioni di euro in contanti. Mezzi navali del corpo, staffette con colori d'istituto e personale specializzato in scorte sono stati coinvolti nel servizio di sicurezza predisposto dalle Fiamme Gialle per il trasporto del narcotico, pari a 2,5 tonnellate, fino all'inceneritore del capoluogo giuliano. L'attività di smaltimento segna le fasi finali dell'azione investigativa coordinate dalla DIA, che aveva visto gli uomini della Guardia di Finanza di Trieste agire anche in 19 operazioni sotto copertura eseguite fra maggio 2021 e maggio 2022. L'attività, svolta sotto il coordinamento del pubblico ministero Federico Frezza, aveva permesso, oltre al sequestro dello stupefacente, che sul mercato avrebbe reso tra i 240 e i 500 milioni di euro, l'arresto di esponenti della criminalità organizzata calabrese e del clan del Golfo in Colombia. Rimarranno a disposizione dell'autorità giudiziaria solo piccole percentuali di campioni necessari nelle fasi processuali. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti